Chissà domani. Per capire le origini di un problema bisogna scavare ed andare in fondo, fino alle radici. Ecco perché per capire i motivi che hanno portato al disastro della stagione rosanero bisogna fare qualche passo indietro. Nell'estate del 2012 l'ennesima rivoluzione in casa Palermo aveva portato Zamparini ad affidarsi alle esperte mani di Perinetti nella gestione societaria, ma la terza esperienza a Palermo dell'ex direttore generale del Siena si è aperta con un problema che la società del presidente Zamparini si trascinava dietro da anni: un'enorme rosa da sfoltire in vista dell'inizio del campionato. Anni di calciomercato all'insegna di talenti o presunti tali da scovare e da rivendere, che aveva portato più difficoltà che risorse, con Perinetti occupato inizialmente più a cedere i giocatori in esubero che a rinforzare la rosa. 43 cessioni, tra cui quelle dei tormentoni João Pedro, Lanzafame, Melinte e Alvarez tra gli altri, ancora legati al club di Viale del Fante. Ma oltre a sfoltire la rosa, nell'estate 2012 il direttore generale del Palermo aveva fatto in tempo, prima di presentare le dimissioni ad inizio ottobre, ad allestire una squadra che, nonostante la scelta presidenziale fosse quella di non investire più grandi risorse economiche, si potesse salvare senza particolari problemi. E tra la classe di Miccoli, l'estro di Ilicic, la fame di Hernandez e l'esperienza di Donati, Barreto, Mantovani e Von Bergen, i fantasmi di una retrocessione inaspettata erano ancora lontani. Bradley e Mesbah, non arrivati all'ultimo momento nonostante i contratti fossero praticamente pronti, sarebbero state le ciliegine sulla torta, ma i primi segnali di un'ennesima rivoluzione, oltre a far saltare gli ultimi due acquisti, cominciavano ad aleggiare tra gli uffici del Renzo Barbera. Le sostituzioni di Sannino e Perinetti, viste da Zamparini come la soluzione ad un avvio poco esaltante, però a giochi fatti si sono rivelate un vero suicidio gestionale. Gli arrivi di Gasperini e Lo Monaco non hanno portato, né in termini di risultati né societari, i risultati sperati. 17 punti in 6 mesi di campionato per il tecnico di Grugliasco e un mercato deludente e controverso per Pietro Lo Monaco, considerato da Zamparini come l'uomo mandato dal cielo. 12 calciatori ceduti e nessun arrivo importante, a parte quello di Stefano Sorrentino. Tante partenze a titolo definitivo e tanti arrivi in prestito che non hanno aggiunto un immediato valore tecnico alla squadra e che soprattutto hanno tolto forza al club di Viale del Fante. Brienza, Budan, Giorgi e Pisano, che con Sannino avrebbero potuto dare il loro apporto, ceduti a gennaio, sono stati sostituiti da giocatori con ingaggi altisonanti, dagli 800.000 euro di Nelson ai circa 500.000 agli over 30 Aronica e Dossena, passando dai 250.000 euro a Fabbrini ai contratti degli argentini che non hanno quasi mai visto il campo. Dalle cessioni di gennaio il Palermo aveva risparmiato circa 4 milioni di euro di ingaggi, ridistribuiti, forse non proprio nel migliore dei modi, tra i nuovi arrivati. Durante la finestra invernale di calciomercato, vista come il momento della svolta della stagione rosanero, però il Palermo non è mai riuscito a colmare le sue lacune con le pedine fondamentali, un difensore centrale ed una punta al posto degli infortunati Mantovani ed Hernandez che non sono mai arrivate. Oltre a Sorrentino, arrivato con la formula del prestito oneroso di 3 milioni di euro con il riscatto fissato di 1 milione, Aronica, Nelson e Sperduti, tutti gli altri colpi del mercato di gennaio e il 30 giugno torneranno nelle loro rispettive squadre, lasciando un vuoto, almeno numerico, che il Palermo in qualche modo dovrà colmare. Un disastro annunciato? Forse sì, ma sicuramente evitabile. Le rivoluzioni che un tempo coinvolgevano solo la panchina, oggi travolgono fin troppo facilmente anche i ruoli dirigenziali, a scapito della programmazione e della continuità del lavoro. E se la retrocessione in Serie B può essere un buon pretesto per fare pulizia e ripartire, parola di Zamparini che almeno l'auspicio sia quello di ripartire dai propri errori per non commetterli più. Ciao, come stai? Il tuo cuore